Amici della divisione calcio a 5, benvenuti al Palataurus. Tutto pronto per la sfida tra Lecco e Olimpia Rovereto, anticipo della terza giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Elite. Ad affrontarsi sono la prima della classe, la squadra al momento più in forma del campionato. Stiamo parlando dei blucelesti, padroni di casa, in vetta alla classifica, in compagnia del Petrarca, ma a loro favore c'è la vittoria nello scontro diretto e dell'Olimpia Rovereto, reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 partite. Ancora il Lecco, ancora prova il rilancio lungo di Pulcini, non ci arriva Lucio, poi Alciati combatte, Anderson Zoy, la conclusione di prima, raso terra, parato senza problemi. Seferi si prende cura di un palo, Lucio di quello opposto, tocco, la botta di Mufakir, palla non lontano dalla porta di Pulcini, da Lucio sulla sinistra, Lucio va via, conclusione di Lucio, prova la deviazione sotto porta Anderson Zoy, la trova ma non inquadra lo specchio di porta, Alciati, Lucio centralmente gli ruba la palla a Rafinha che poi va al tiro, Pulcini, attento il numero 3 Rosati, in avanti, ruba palla a Rafinha, attenzione all'occasione per l'Olimpia Rovereto, il tocco corto, Rosati chiude tutto. Oggi Lecco tutto bianco, ma colori sociali si sa, sono quelli. Borolo, si gira bene Borolo, la conclusione, Santoro gliela mette in angolo. Rosati fuori per Tortorella, Tortorella, conclusione ancora, Masini a 2 passi dalla porta. Masini non ha trovato il gol ma ha guadagnato un corner, c'è stato quindi un doppio intervento da parte di Santoro. Lecco che stira tutti i suoi 3 ex Roma. Alciati, bello per Seferi, la conclusione in diagonale, Santoro ci mette il piede, lascia poi a Seferi, tutto chiuso ancora sulla linea di fondo, bello lo scambio davanti alla porta, la traversa Anderson Zoy, è suo il primo gol del match, Lecco in vantaggio con il suo pivot brasiliano al 9 minuto di gioco, 1-0 per i blucelesti. Seferi si accenta dalla destra, deve fare i conti con Thiago. Poi va a pescare bene Lucio, Lucio ancora Seferi a spazio numero 10, la botta di Seferi, Santoro in corner, Masini di testa prolunga per Rosati ma ha capito tutto l'avversario, la botta poi in diagonale da parte di Mufakir, rimessa ora di Rafinha, lungo a cercare Cristel, mette giù bene di petto, ha spazio per il tiro, vicinissimo al pareggio l'Olimpia Rovereto, il diagonale di Cristel non lontano dai pali, sono problemi col tabellone che va e viene. Comunque 1 minuto e 55, Anderson Zoy, non ti puoi distrarre un attimo qui al Palataurus, doppietta per il numero 27, Lecco 2 Olimpia Rovereto 0. Lecco che cerca i 3 punti per confermarsi capolista. Anderson Zoy vicino alla tripletta, Tortorella si fa vedere Seferi che riceve, tocco sotto ancora per Tortorella, la conclusione del capitano, palla fuori, aveva cercato Rafinha, fatto sta, corner per il Lecco, Borolo, la traversa del numero 28, Alciati per Seferi, bravissimo Seferi ad andare via sulla destra, pesca poi Alciati, la botta di prima intenzione, Davide Alciati, è suo il 3-0 bluceleste, quando sono passati 4 minuti e 8 secondi. Va in fuga il Lecco, perde palla, però forse era uscita, no, tutta palla che è rimasta dentro, ancora Masini a servire Anderson Zoy, Alciati ora c'è spazio per Masini, riceve la conclusione di prima, si salva Santoro, attivissimo Masini, Rafinha in avanti, bello per Mufakir, Pulcini, che miracolo ha fatto qui su Mufakir, indietro Santoro che ora riceve da un compagno. Avanza nuovamente, c'è spazio per il numero 13, prova la conclusione, non male ma comunque alta sopra la porta di Pulcini. Taglio di Borolo, non premiato da Seferi, che ora prova a puntare Thiago Montero, va via Seferi davanti alla porta! Poker bluceleste, Besar, Seferi, dietro per il fratello Amin, Lucio si stava, Borolo, fuori di pochissimo, a pochi centimetri dalla quinta rete, messa in gioco per l'Olimpia Rovereto, palla centrale per Amin che va al tiro, la traversa di Hassan Mufakir, va a contrarre, poi Alciati la tiene dentro, arriva Pulcini, Borolo, tutto regolare davanti alla porta, Borolo, 5-0 del Lecco, ma ha fischiato
dopo che la palla è entrata in porta. Uno scontro tra Mufakir, ci sembra, sì, e Pulcini. Entrambi sono rimasti a terra. Il problema maggiore sembra averlo il giocatore ospite, costretto a entrare in campo i membri della Croce Rossa. Non dovrebbero esserci particolari pericoli per lui. Ora finirà al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco per tutte le cure del caso. Ripetiamo, scontro di gioco. Intanto il Lecco lascia segnare il fratello. Ricordiamo che la rete del 5-0 di Borolo di fatto è arrivata con giocatori a terra, con Rafinha dietro, Bazzanella, la botta, Pulcini, poi Alciati, perfezione al disimpegno. Montero ha spazio anche per andare al tiro, lo prova, diagonale a lato non di molto. Rafinha, c'è il pressing però di Anderson Zoy, recupera la palla Lucio proprio per Anderson Zoy, si gira la botta, Tiago Monteiro salva tutto per i suoi, poi ci prova Tortorella, proprio Bazzanella che da portiere salva la propria porta. Ci permettiamo di dire che finisce qui il match del Palataurus. Lecco che rimane in vetta alla classifica, conquista la sua 10ª vittoria stagionale battendo 5-1 l'Olimpia Rovereto. Dal Palataurus è tutto, una buona serata a tutti gli amici della divisione calcio a 5.